3 motivi per i quali un elettore dovrebbe votare per Alessio Morosini e Indipendenza Veneto. Ma il primo motivo è che noi siamo l'unica novità che c'è sulla scena della progettualità e dei programmi elettorali per la Regione Veneto. Noi portiamo la novità del progetto di cambiamento per via istituzionale di questa realtà regionale che vorremmo realtà ordinamentale indipendente e sovrana, quindi creare uno Stato che diventa fondatore assieme ad altri nuovi Stati in Europa dell'Europa che non c'è ancora, dell'Europa democratica, non quella che abbiamo oggi costruita per via diplomatica e burocratica, che sono due pesi e due realtà lontane dalla partecipazione dei cittadini. Quindi offrire l'opportunità di essere protagonisti del cambiamento partendo dal territorio, coinvolgendo il territorio, rendendo il territorio responsabile del proprio futuro e animato dalla volontà di salvare la propria dignità, perché qui ormai è compromessa la dignità. Secondo motivo, e anche un motivo per cui dovrebbero votarmi, è quello anche personale, se mi consente. Sono l'unico ex consigliere regionale su 226 che ha rinunciato già dal 2009 al vitalizio. Lo ritenevo una cosa che non si poteva accettare, non coerente con i miei principi etici, con la mia visione della politica come servizio, non come opportunità per fare guadagno e carriera. Io vivo del mio lavoro, faccio l'avvocato e sono soddisfatto del mio impegno professionale. Ritenevo che fosse ingiusto rispetto alle molteplicità di cittadini anziani ma anche giovani senza lavoro, in difficoltà. Per me era una cosa inaccettabile e l'ho fatto in silenzio ancora nel 2009. Adesso è venuto ad essere coram populo, notizia di tutti, e quindi i miei hanno detto no, vogliamo anche noi, questa è la cosa bella, tutto il gruppo, tutti i 5.000 militanti di Indipendenza Veneta ha detto vogliamo anche noi appropriarci di una scelta etica di questo tipo, e quindi condividiamo l'esempio che è stato dato e vogliamo anche noi essere di esempio. Il terzo motivo è che se non salviamo le risorse che questo territorio produce trattenendole in Veneto, noi non avremo nessuna possibilità di dare contenuto e attuazione a quei molti progetti che anche i miei competitori propongono. Talvolta io sono generoso con loro, vado a vedere le proposte, però vedo che sono le proposte, per esempio di Zaia, quelle che ha fatto nel 2010, della Moretti, quelle che vengono suggerite dallo staff di Renzi. E lo stesso Buonberti, che mi è simpatico, però va a mutuare uno schema che è uno schema italiano, che non guarda al territorio veneto direttamente. Io credo che questo territorio, questo popolo, abbia una storia, abbia energie, abbia ancora una realtà che può essere salvata, può essere in qualche modo portata a un compimento come noi vogliamo, se ha le disponibilità economiche, ISCEI, se non così ISCEI non si può fare niente. Quindi questo sia per quanto riguarda le imprese, per quanto riguarda il sociale, per quanto riguarda i grandi progetti, investire massicciamente nel mondo della ricerca, dell'università, investire massicciamente nel mondo del digitale terrestre, la banda larga, ultra larga, ma non nel 2020 come suggerisce e indica l'Europa, potremmo già farlo nell'arco di 18 mesi. Abbiamo bisogno di investire per il futuro, per trattenere i nostri giovani e per dare dignità, salvare la dignità dei nostri anziani che tantissimo hanno fatto per noi.